mi aspetto di trovare condizioni top perché il cielo è serenissimo, quindi anche la notte sarà abbastanza serena per le foto in notturna. Il tramonto sarà una cosa normale ormai. Arrivato a Casera Chianaletta, adesso bisogna svoltare e seguire il sentiero che sale su per la dorsale e dopo devo seguire il costone lassù in cima. Eccomi arrivato alla cima del Monte Volaia. Ovviamente sì, il cielo è serenissimo, quindi non potrò fare foto diciamo spettacolari, sarà un classico tramonto, però comunque il panorama che c'è qua nella valle dietro del Volaia è veramente stupenda. Ho trovato adesso vicino al tratto del Sasso Nero, se non sbaglio, che si chiama questo qua, un punto veramente spettacolare, dove si vede sia la parte a nord piena, o meglio, con i residui della neve che ha fatto questi 2 mesi, e sia la parte a sud. Ho dovuto farlo in verticale perché in orizzontale non rendeva tantissimo in questo caso, e volevo valorizzare soprattutto la profondità. Qui ho messo la macchina, qui c'è la parte carnica con i vari paesi, e di qua invece c'è il dirupo della parte austriaca. In mezzo guardate che roba che non c'è.
Bene, adesso è il momento di scendere, quindi non sto a farvi vedere come le altre volte la parte in cui corro, che mi sentirete solo col fiatone, quindi meglio che non la sentiate stavolta. Iscrivetevi al canale, ci vediamo per la prossima avventura. Saluti!